tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, se volete inquadrare il volto della sinistra contemporanea, il paradigma delle truppe progressiste dei nostri tempi, che poi è non a caso il riferimento ormai dell'islamogoscismo mondiale, dovete guardare i contorni della figura di Jean-Luc Mélenchon, il capo della France Insoumise, il leader ormai del cartello delle sinistre francese, ultra radicali, ultra filo-islamiche, se non filo-islamiste, ultra antisioniste, che non hanno più nulla a che fare nemmeno con la vecchia tradizione comunista, che figuratevi quanto poteva piacere a chi vi parla, ma era meno potenzialmente eversiva di costoro. Perché diciamo che Mélenchon è il paradigma di tutte le sinistre, quantomeno europee contemporanee? Per la sua reazione all'obbrobrio, all'orrore andato in scena a Lione, cioè un vero e proprio omicidio politico, anzi peggio un omicidio ideologico. A rimanere sul selciato è stato un 23enne, Quentin Deranc, uno studente di matematica, massacrato da una banda di squadristi antifa, perché gli unici squadristi contemporanei sono gli squadristi antifa, che peraltro rispetto ai quali lui stava tentando di proteggere delle femministe francesi di destra che protestavano pacificamente e legittimamente, risultandoci la Francia ancora una democrazia, rispetto appunto a un convegno della ultrasinistra islamogoscista che andava in scena. Questo ragazzo è stato circondato e picchiato da questi squadristi rossi, tra i quali sarebbe stato riconosciuto il signor, virgolette, Jacques-Élie Favreau, assistente di un deputato di Mélenchon, Raphaël Arnaud. Circostanza questa da verificare, ma insomma una figura inquadrata nel partito di Mélenchon anche da un punto di vista professionale, diciamo. In ogni caso l'organizzazione protagonista di questo scempio è stata la Jeune Garde, un'organizzazione di estrema sinistra, ultra antagonista, che ha tutti gli effetti collaterali al partito di Mélenchon. La reazione di Mélenchon qual è stata? Non ha neanche perso troppo tempo a condannare la violenza, ma ha immediatamente ribaltato la verità, in questo caso sì, come da vecchia scuola comunista. È arrivato a dire questo: che sia chiaro, siamo noi quelli aggrediti, riunione dopo riunione. Cioè, all'indomani dell'omicidio di un 23enne perpetrato da una squadraccia di ultraantagonisti di sinistra che nei fatti e nelle idee si definiscono politicamente a lui vicini, lui dice che sia chiaro, siamo noi gli aggrediti. Ogni 2 giorni, nelle ultime 3 riunioni che ho tenuto, siamo stati aggrediti. Poi non risultano nelle cronache francesi fattacci analoghi a quelli che hanno lasciato sul selciato questo 23enne. Ma ancora, questa gente si vanta di essere venuta a una nostra riunione per impedirle di svolgersi. Sta sempre di fatto che sul selciato è rimasto quel 23enne di destra nell'orrenda semplificazione giornalistica. E poi se l'è presa Mélenchon, sono con coloro che vanno da una TV all'altra per dire che è vergognoso, ci hanno assassinati. E beh, uno di questi è stato assassinato, ci risulta sia ancora questo il verbo da utilizzare quando una persona è uccisa intenzionalmente da un gruppo di tante altre persone, peraltro in modo vigliacco. E il fatto che Mélenchon sia il riferimento della sinistra, di quel vasto cosmo antagonista anche nostrano, ce l'ha dato poi la cronaca italiana. Perché per esempio a Napoli i signori di Mensa Occupata, collettivo di Napoli, sui propri social hanno messo la foto di uno striscione con scritto no allo scioglimento della Jeune Garde, cioè l'organizzazione che ha perpetrato questo delitto politico, firmato con la falce e il martello, per ricordarci che ci sono crimini politici e crimini politici, diciamo. All'Aquila
nel corso del Consiglio comunale, 2 esponenti della minoranza di sinistra hanno abbandonato l'aula quando si è chiesto un minuto di silenzio per ricordare Quentin. Sono i consiglieri Lorenzo Rotellini e Simona Giannangeli di AVS e della lista L'Aquila Coraggiosa. Cioè, imperversa, questi sono 2 fatti di cronaca, diciamo, manifesti, ma il ragazzo in Francia è morto a causa dello squadrismo antagonista islamo-gauchista, che ormai è la realtà della sinistra anche in Italia, come hanno dimostrato ampiamente le piazze diciamo pro-PAL dell'ultimo anno. Il volto della violenza politica contemporanea sta a sinistra e anche le giustificazioni dei leader o pseudotali, vedi Mélenchon. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio